c'è una parte interessante che ha detto che qua siamo tutti d'accordo. Infatti, insomma, guardare quali sono i problemi, cosa sono le soluzioni, sì, bene, è vero. Però c'è un problema. Allora, per attuare queste cose qua, le decisioni non vengono prese in Veneto. Quindi il problema è anche volere le riforme e tutto quanto, sono tutti problemi che devono essere risolti nel Parlamento italiano a Roma. E quindi bisogna anche, non basta individuare i problemi e individuare le soluzioni, ma bisogna anche rendersi conto che in questo sistema è praticamente impossibile riformarlo, perché quello che può andare bene per il Veneto non sono i veneti a deciderlo, anche se vai giù in Veneto con un partito che ha l'80% dei consensi in Veneto. Quindi bisogna anche rendersi conto, specie adesso che tutti hanno la pancia vuota e possono fare un passo indietro, rendersi conto che puoi avere avere tutti d'accordo qua in Veneto, non riusciresti a risolvere i problemi in maniera concreta, cioè con delle decisioni nel Parlamento italiano, perché saresti sempre una minoranza e quelle che sono le soluzioni per il Veneto non sono le soluzioni che passerebbero a Roma. E questo non è per fare un discorso egoista, perché quello che è il bene per il Veneto, il male per la Sicilia, la Calabria. È realpolitik, cioè un parlamentare in Calabria, in Sicilia, non rinuncerebbe mai a miliardi, a decine di miliardi di euro che provengono dalla Regione Veneto, perché è giusto che sia così, perché le risorse del Veneto dovrebbero rimanere del Veneto, secondo un principio, insomma, federale abbastanza condiviso da tutti. Questo perché gli esseri umani ragionano così: adesso ho da gestire decine di miliardi, perché dovrei rinunciarci a questo. Quindi bisogna anche fare un passo indietro e riflettere, ma non basta dire cosa sono le soluzioni, bisogna anche rendersi conto che stiamo sbattendo la testa addosso al muro. Allora, ieri il Presidente Napolitano, proprio